Signore e signori, amici di Tor Corrad, un cordiale benvenuto da Corrado Parlati. Oggi siamo in compagnia di Gaia Eleonora Cipollaro, in arte Dada, una nostra cara amica. Come stai, Gaia? Ciao a tutti, sto benissimo e sono molto contenta di vederti, finalmente. Ce l'abbiamo fatta, finalmente. Sì. Allora, Gaia, partiamo proprio da Mammarella. Mammarella è un EP in cui possiamo trovare sei volti della stessa figura, cioè Partenope, che nella mitologia è una figura che ha un destino strettamente legato alla musica. C'è chi dice che si sia lasciata morire perché non è riuscita ad ammaliare Ulisse con il suo canto e chi perché per delusione si sia lasciata morire dopo non essere riuscita a sconfiggere Orfeo in una gara di canto. Tu a Partenope hai dato un nuovo volto con Tir Tir. Qual è il tuo legame con questa figura e cosa rappresenta per te? Allora, sicuramente, avendo fatto il liceo classico, diciamo che tutti i significati e le simbologie di cui è imbevuta appunto la figura di Partenope, mi hanno sempre affascinata. Crescendo e forse soprattutto dopo, tutte queste grandi esperienze, ho capito che la mia Partenope era una Partenope forse diversa, più umana, più simile, diciamo, a me, una Partenope che già cambia, diciamo, nell'estetica, perché nel voler rappresentare la sirena, inevitabilmente mi sono imbattuta in tutta una serie di significati, e di significati anche un po' tradizionali, no? Comunque il Mediterraneo, quindi i capelli lunghi, una pelle comunque più bruna e ho voluto rappresentare invece Partenope come in realtà sono, senza troppi fronzoli, al di là del vestito realizzato, poi con i centrini della nonna, quindi è una Partenope che ha anche bisogno, no, della famiglia, volendo, dell'affetto. È una Partenope lattea con i capelli azzurri, cioè con i capelli biondi e il caschetto e non ha gli occhi azzurri, è una Partenope diciamo più umana possibile. E di similitudine c'è il fatto che è una Partenope comunque fragile, che non muore per dispiacere, diciamo, provocato dal fatto che appunto non è riuscita ad incantare, ma muore perché intrappolata. Tir Tir parla appunto di pescatori che intrappolano una sirena che semplicemente stava nel suo habitat, quindi muore per collera, diciamo, legata al fatto di essere stata sradicata da quello che era, che è un po' simbolo di quello che ho vissuto io, ovvero il sentirmi inadatta in un atteggiamento, cosa che poi è stata portata a galla dai famosi, diciamo, attacchi di panico. Quindi la mia Partenope è una Partenope che è semplicemente stanca e non si preoccupa di farsi vedere con i capelli irrigiditi, diciamo, dalla salsedine, accasciata sulla barca, non ha nemmeno la forza di ribellarsi al pescatore. E ricollegandoci al tema del portare a galla se stessi, mi viene in mente una frase di Verdmin: Si son ghistu cior, jesce for. E un po' tutto l'EP, avendolo ascoltato, mi dà l'impressione di basarsi sulla ricerca dell'essere se stessi e sulla necessità di unire anche delle parti che possono sembrare un po' opposte, un po' dicotomiche. Sulla base della tua esperienza, guardando al tuo intero lavoro artistico, quali sono le tue principali riflessioni al riguardo? Sicuramente è un EP che ha la necessità di fondo molto umana e anche molto giovane, oso dire, di integrare le parti, perché magari la società comunque procede in maniera molto geometrica, procede per specializzazioni, quando io credo che in realtà l'integrazione delle parti poi crea nell'effettivo in carne ed ossa l'essere umano e anche l'esaltazione dell'imperfezione, diciamo, questo EP, perché nella visione completa di tutte le parti viene fuori l'identità, appunto esce fuori questo fiore nell'accoglienza di se stessi, che non è accettazione, diciamo, pigra, ma è accoglienza, che è diverso. E vuol dire riconoscersi, secondo me, cosa che non nego che
è molto intima e fa parte della mia persona e che ho voluto legare anche a Napoli perché credo che sia una città che non ha bisogno di accettazione né di riscatto, ha bisogno di accoglienza perché è in grado di accogliere, ma spesso non viene accolta. Quindi il parallelismo è sempre come se fosse un diario segreto mio, ma anche di Napoli. Vermin è un brano che nella tua traduzione napoletana abbiamo detto parla del coraggio di essere se stessi e per il video ti sei affiancata a un personaggio che a Napoli è simbolo della lotta per essere se stessi, cioè Tarantina. Vuoi raccontarci il tuo primo incontro con lei? Sì, il mio primo incontro con Tarantino è stato forse più spaventoso della prima audizione di X Factor, perché avevo veramente l'ansia di incontrare, ma l'ansia bella perché è uno di quei simboli, quelle soggettività, diciamo, culturali, no? Tarantina comunque rappresenta tantissime cose e io quindi ho deciso di farmi accompagnare da Alfonso De Angelis, trallallà in arte a prendere un mazzo di fiori e sono andata nel suo basso. E ero un po' spaventatina. Inizialmente mi sono seduta, lei mi ha accolto, mi ha raccontato un po' di tutta la sua vita, dei suoi link con Fellini e tante altre cose bellissime e anche segreti che diciamo tiene nascoste in quel basso, come ricordi o altre cose. E poi Alfonso ha notato che comunque quell'incontro forse aveva bisogno di una maggiore intimità e ci ha lasciato da sole. E lì gli ho fatto ascoltare per la prima volta Vermin, lei è stata in silenzio tutto il tempo, il che mi preoccupava tantissimo perché avevo paura che non potesse riconoscersi, diciamo, nel lavoro. E invece è stata molto contenta, mi ha guardato e ha detto che lei vedeva tanto l'acqua, vedeva la purezza in quella canzone e ha suggerito lei di inserire il battesimo nel video. Quindi il video di Tarantina, diciamo di Vermine, è stato codiretto con la Tarantina a questo punto, poiché ha suggerito questo battesimo ed è stato molto bello perché è una persona molto, ha 88 anni, molto anziana, ma ha un'ingenuità di fondo che ricorda veramente una bambina. E diciamo queste parti adulto-bambino comunque si sono anche miscelate, no? L'EP parla della dualità e questa dualità si è rincorsa in tutti i brani, anche in questo dove io, tra virgolette, ero, tra virgolette, la bambina e lei l'adulta, ma i ruoli si scambiavano di continuo. Non è soltanto Tarantina una delle donne dei bassi di questo EP, di Mammarella. Possiamo infatti trovarne anche un'altra, Leonilda, che è una di Sì. quelle donne che tra un bigodino e l'altro ti spiegano come va il mondo. Vuoi Mhm. raccontarci qual è la sua storia reale? Della sua storia reale io non so tantissimo, nel senso che io ero soltanto una bambina, vivevo, cioè frequentavo il basso della mia bisnonna e in questo vicoletto molto stretto, c'era un altro basso di fronte in cui viveva Leonilda, che come dico forse ne invento anche il volto perché i ricordi sono comunque confusi, però ricordo che questo nome che è anche particolare, no? Risuonava nei vicoletti e quindi forse mi sono affezionata tantissimo a questa figura perché era quella che trovavo più particolare, anche solo per il suono del nome, Leonilda. E ho deciso di ricamare sopra una storia a modo mio. Leonilda non era una capera, però ho voluto, diciamo, intrecciare e prendere in prestito diverse parti che poi diciamo confluiscono tutte quante nella frase tu a chi si figlia,
che è una frase che è anche emblematica, no? Identitaria, perché il napoletano soltanto con questa frase inquadra, definisce la persona e anche l'albero genealogico di una persona, una cosa tanto semplice quanto, diciamo, curiosa, macchiettistica. Ed è una canzone che ho scritto a 17 anni in maniera molto dolce, è una, secondo me, delle canzoni più dolci dell'EP, che però ha dentro anche un giochino, diciamo, di penna simpatico, particolare, perché penso che è una delle canzoni di cui sono più fiera per come ho creato il puzzle, diciamo, metrico, chiamiamolo così. E che unisce anche un po' le tue varie anime, se vogliamo, quella più elettronica, quella più cantautorale. Sì, perché è un brano che nasce chitarra e voce, ma che comunque ho voluto avvicinare a questo mondo, ritornando al fatto dell'integrazione, diciamo, delle sfumature. Cioè ricordo anche il fatto che io comunque ho deciso di essere una cantastorie e non soltanto una cantante, proprio per questo, perché ho l'esigenza di raccontare dei fumetti e se devo raccontare una storia di paura mi avvalgo di una voce più cupa, eccetera, eccetera. Se ne devo raccontare una dolce, mi avvalgo di un timbro più dolce. Arriviamo all'ospedale delle bambole e alla tua infanzia, da cui proviene Cose Creatura, o alcune delle immagini comunque contenute in Cose Creatura. Guardando la tua infanzia, cosa c'era nella mappatella di Gaia? Beh, sicuramente c'erano tutti questi sogni che in parte si stanno già realizzando. Diciamo che per me la musica è sempre stato un piano A e non ho mai avuto un piano B, quindi sono stata anche abbastanza fortunata ad avere costanza. La maggior parte dei miei amici e colleghi musicisti che magari oggi fanno un altro lavoro si complimentano con me per la costanza. Io sono meravigliata da questo complimentarsi perché l'ho trovato più un impeto naturale, come quando hai troppa sete e lungo una camminata prima o poi l'acqua te la trovi, diciamo. E nella mia mappatella sicuramente c'erano tutti questi sogni come primo impulso, però c'era anche molto la mia gemella, quindi il confrontarmi con un'altra persona che aveva altri sogni e che anche qui no, la dualità ritorna, nel senso che essere gemella nella mia mappatella comunque ha significato molto, perché ho avuto subito una relazione con l'altro, ho subito capito che l'altro era fondamentale per definirmi. Quindi credo che nella mia mappatella ci sia stata subito questa dualità che forse nel mondo d'oggi può essere vista come ambiguità, ma io credo che quanto più malleabile e fluido, diciamo, sia qualcosa, più c'è possibilità. Se oggi non mi va di essere più, faccio l'esempio della plastilina, una pallina, posso comunque diventare non lo so, un triangolino, c'è libertà per tutti. Nell'EP è contenuta anche Vesuvio, che è la tua rilettura in chiave tribale di una delle tammurriate più veraci e profonde, che in origine era cantata da Marcello Colasurdo, voce dei Zezi di Pomigliano d'Arco. Cosa rappresenta per te il Vesuvio? In questo momento particolare sono molto legata, mi ritorna in mente il viso di Marcello, dico la verità, che come ho detto sui social rivedo un po' come nonna Salice di Pocahontas, cioè lo immagino proprio incastonato nel Vesuvio. Quindi adesso ha assunto anche il Vesuvio un significato ancora maggiore. Ehm, Credo che rappresenti sicuramente la parte totemica di questa città, che comunque è a cavallo tra una città e un paesino, è a cavallo tra una natura viscerale e una glocalizzazione, diciamo, perché poi non è global, ma è
e local, diciamo, c'è un folklore molto, diciamo, come posso dire, vivo, ricco, che si miscela alla contemporaneità, ma è sempre stata Napoli, così. Per me il Vesuvio in questo momento, soprattutto con questa nota, diciamo, sfortunata di Marcello, rappresenta veramente qualcosa di sacro. Non l'avevo mai visto così in tutta la mia crescita. Anzi, forse chi cresce a Napoli inizialmente quelle due curve, no? Le vede anche un po' troppo strette, perché sembra che ogni persona è destinata a restare soltanto in quel tracciato. Invece quel tracciato rappresenta forse, sembra scontato, ma anche il margine di un labbro superiore che si può aprire e ti può raccontare veramente di tutto. Quindi forse è semplicemente una voce più intima che va ascoltata in qualche modo. Quest'anno hai anche girato l'Italia per i tuoi live. C'è un momento in particolare che ti ha colpito di questa prima parte del tour che ti vede impegnata? Sì, sicuramente non ho un ricordo, diciamo, preciso, ho una sensazione che mi sto portando dietro, soprattutto nelle ultime settimane, ovvero ho scoperto che sembrerà scontato, ma ogni volta che faccio un live sto dialogando con un mondo diverso. Il pubblico di Sant'Antimo è diverso dal pubblico del Veneto, ovviamente per geografia, no? Ma il bello è che sto scoprendo una geografia delle anime e anche la risposta del pubblico è qualcosa che mi sta facendo, diciamo, incuriosire tanto. Sto imparando tanto e ho anche imparato che non uso più la scaletta perché seguo semplicemente le persone. Capisco che è una chiacchierata diversa, non a parole, ma ad energia. E a seconda della chiacchierata, si crea un'atmosfera sempre unica. Quindi ho questa sensazione che mi sto portando dietro di contatto e di alto tasso relazionale, che non mi aspettavo anche perché prima magari lo vivevo in maniera più timida. Arrivando quindi alla conclusione di questa nostra chiacchierata, chi è Mammarella e qual è il significato che porta con sé? Quando ero piccola, Mammarella ero io, ma ero io in un'accezione buffa, poiché appunto cercavo di prendermi cura magari della mia gemella che aveva la mia stessa età o di qualche altro bambino, la nonna o mamma diceva non fa Mammarella e carciofalo, ovvero non fare la mammina diciamo, dei carciofi. Un carciofo non ha bisogno di una madre e tantomeno una bambina ha bisogno di un'altra bambina come madre. Invece oggi affettuosamente sono sempre io, ma mi definisco io stessa mammarella, quindi piccola mammina delle delle mie cose e della mia parte intima che ho voluto, diciamo, anche portare in grembo, perché comunque per rappresentare anche il sacrificio, no? Diciamo il cambiamento, ovviamente senza nulla togliere chiaramente alle vere madri che compiono un passaggio psicologico e fisico, però il simbolo era anche un po' questo, quindi estremizzare questa dualità, la gravidanza di possibilità. E c'è questo carciofo che rientra, non avrei mai pensato di includere il carciofo nel mio primo EP, sai, da piccola immaginavi io su un cavallo di spalle, poi siamo arrivati al carciofo, però il carciofo effettivamente è qualcosa che in questo momento mi rappresenta perché ci sono tante foglie, c'è bisogno di sfogliarlo tutto con pazienza, mangiando solo quello che si può mangiare, quindi anche questo la misura, no, nel prendere,
per arrivare al frutto, tutto molto simbolico, però mi rappresenta molto di più adesso. Certo. Gaia, io ti ringrazio, è sempre un piacere poterti ascoltare. Grazie veramente a te, le tue domande sono sempre le più divertenti di tutti. Grazie.